Ciao raga, bentornati nel canale. Apro il video dicendo che ho una bella novità dal punto di vista del canale e delle collaborazioni. Recentemente ho provato a scrivere a parecchie aziende in realtà e per chiedere se volevano iniziare a collaborare, ovviamente in ambito ciclistico, e mi ha risposto Gist. Sono stato molto contento di questa cosa. Gist è una nota marca, insomma, che fa abbigliamento e prodotti come caschi, occhiali, guanti e calzini, e mi hanno detto che loro sarebbero felici di appoggiarmi per questa stagione e per quanto riguarda casco, occhiali appunto e calzini, e quindi sono molto contento di annunciarvi che per quest'anno sarò appoggiato da Gist appunto, e che mi ha mandato un pacco ed è arrivato oggi. Quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo su in casa che apriamo questo benedetto pacco e vediamo cosa c'è dentro di bello. E quindi ragazzi ci siamo trasferiti in casa per la parte del video che aspettavo di più. Sinceramente mi sono munito di coltello per aprire il pacco, che è, eccolo qui, lui è il protagonista del video. Niente, procederei con l'apertura quasi quasi. Allora, qui dentro dovrebbe esserci non è proprio la sua aprire il pacco con questo coltello, però qui dentro dovrebbe esserci un casco, un paio di occhiali e forse dei calzini, in teoria. Vediamo. Allora, questo è il casco di sicuro. Oh wow, direi di sì. Questo è il casco. Tiro fuori tutto e vi faccio vedere. Questi sono calzini, che figata. E questi sono gli occhiali. Tiro via il cartone che non ci interessa. E quindi 1, 2 e 3. Guardate che fighi sti calzetti ragazzi. Ah, questi sono tipo arcobaleno, questo è il fuoco. E questa è una scimmia con le banane, una figata. Allora, devo dirvi la verità, sono curiosissimo di aprire il casco perché mi hanno detto che potevo sceglierlo io e mi sembra di aver fatto la scelta più giusta. Ora vediamo. Guardate che incartamento. Com'è qua? Oh, dov'è che si apre? Eccolo qua. Wow ragazzi, che figata. Aspetta, qua c'è il cordino. Che figo, veramente figo. Pensavo fosse anche più chiuso, invece è bello aperto. Avevo paura magari di avere tipo che fosse poco areato o aerato, vabbè, non importa, di aver caldo alla testa insomma. E invece ha delle belle prese d'aria, sembra bello bello. Adesso vediamo di togliere il cordino qua. Prendo una forbice là, eccolo qui, fighissimo, anche perché ha l'apertura qui regolabile, come vedete. Beh, dopo questo ormai da parecchi anni ce l'hanno tutti i caschi. Sembra anche bello leggero, come vedete anche la cinghietta qua è forata, è trasparente in mezzo, così anche le abbronzature fastidiose da cinghiette che ho nel collo andranno via. Ora apro anche il resto della roba e dopo sono curioso di provarlo. Qui vedo che ci sono delle manuale d'uso, non credo ce ne sia bisogno, nel senso che tutti sanno la funzione del casco. Magari dopo leggo se c'è scritto qualcosa riguardante come pulirlo.
Queste sono le gommine e le, come si dice, i cuscinetti qua di ricambio per la testa, per il casco, non per la testa. E questo è il sacchettino per trasportarlo, molto utile per evitare che si strisci e si rovini nel viaggio, magari dentro alla borsa o in macchina. Io direi di passare all'apertura degli occhiali, che anche qui sono molto curioso. Questi sono i Next della Gist, dovrebbero essere sì, gialli con la lente. Vi devo dire la verità, non ho capito che lente è questa. E sembra azzurra dalle foto, però non credo, insomma. Allora, qui ci sono gli occhiali, questo è sempre il manuale di istruzioni, questo lo tengo per capire anche come si tolgono le lenti. Nasello di ricambio, il sacchettino solito per gli occhiali, e questi sono bello anche col portalenti così, figo. E queste sono lenti di ricambio, questa è per gialla, arancione, così, credo, per, ovviamente c'è la plastica intorno, ma molto molto chiara come lente. Secondo me in condizioni di sottobosco o giornata un po' grigia potrebbe essere una bella scelta. Questa è trasparente, ovviamente per buio o gare veramente scure, percorsi veramente scuri. Tolgo un attimo questa roba qui perché voglio vedere questi. Allora, vediamo che cura comunque nel packaging. Wow, sono belli grandi. Ecco, come vedete la lente è gialla, gialla, ci sta, bella, bella così. Vediamo. Belli, si vede veramente bene, devo dire. Sono robusti, prendono bene anche qui dietro. A volte ci sono degli occhiali che sono molto molto larghi qui e rischiano magari con le vibrazioni di scivolarti avanti. Questi qui li sento molto fissi, devo dire. Domani proveremo tutto, domani proveremo tutto. E dopo apro i calzini, qui vediamo, ma i calzini c'è poco da vedere, nel senso che dalla confezione si vede già tutto. Dopo vi lascio le foto o video così dall'alto fatti col telefono, perché sennò mi dilungo troppo e il video viene troppo lungo e noioso. Allora io direi, ragazzi, domani mattina devo uscire per fare il mio pre-gara. Quasi quasi metto su questa roba qui, così la provo e domani vi do le mie impressioni, le mie prime impressioni. Intanto ringrazio moltissimo Gist per questa collaborazione, sono veramente contento e soddisfatto. E niente, dai, ci vediamo domani, ragazzi. A domani. Il pacco di Gist è arrivato ieri sera con casco, occhiali e calzini, e infatti non so se vedete, sono un po' in modalità arlecchino, ma mi piace. Gli avevo chiesto dei colori ignoranti e sono stati bravi a esaudire il mio desiderio, hanno fatto un bel pacco. Niente, dai, andiamo a prendere Riccardo, facciamo queste benedette progressioni e poi andiamo al bar. Più tardi vi darò anche una specie di prima impressione di questo casco che sento particolarmente leggero rispetto a quello che usavo prima, e occhiali che non sono male come lente, anche molto scura questa, ma ci vediamo dopo, dai. Eccoci, allora, fatta colazione, fatto un sentierino e mi sono ricordato di avere le gomme a 2 quando ho toccato il primo sassolino e ho cominciato a saltare ovunque, ma bene così. Bene, allora volevo parlarvi un attimo di casco e occhiali qui, che mi sto trovando bene. Il casco è veramente leggero e passa anche aria, anche se, come ho detto, non sembra, perché dalle foto sembra tutto chiuso e invece passa abbastanza aria.
E anche gli occhiali hanno una lente che comunque è buona, e non essendo occhiali che costano cifre esagerate, insomma, ecco, con gli occhiali lì, come avete visto, mi hanno dato anche altre due lenti, quella arancione più chiara e quella trasparente, quindi le proverò con calma. Quella trasparente credo di non averla mai usata in vita mia, quella chiara arancione invece può essere interessante. Quindi raga, per questo video inerente al mondo GIST è tutto, spero che vi sia piaciuto e interessato. Sarà la mia, diciamo, collaborazione principale di quest'anno, e quindi dai, li vedrete molto spesso questi accessori. Quindi niente, dai, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!